giro non possiamo più sbagliare perché non abbiamo più tempo. Quindi è chiaro che chi si riconosce in quel coordinamento 9 dicembre che aveva creato la situazione della volta scorsa, dando i meriti comunque a chi si impegna dalle varie regioni e dall'Italia, dobbiamo organizzarci. Abbiamo deciso di organizzarci in ogni caso alcuni mesi fa, ritrovandoci a Pontinia, a Latina, in casa di Danilo Calvani, che è una persona di indubbia purezza, dato la sua, diciamo, lunga esperienza nel lottare contro i sindacati e comunque contro le ingiustizie che da qualche tempo questo Stato ci offre. Nel prendere queste decisioni abbiamo cercato di essere il più democratici possibile e abbiamo cercato chiaramente di non sbagliare da quello che era stato creato l'ultima volta. Nessuno vuole imporsi, ma è chiaro che nel momento in cui c'è una situazione di stallo, qualcuno deve farsi avanti. È chiaro che chi si fa avanti sarà più esposto, ma io non ho nessuna paura in questo momento ad essere esposto, come penso che non abbia nessuna delle persone che è stata al freddo chiedendo la dimissione dell'attuale classe politica. In questa riunione che abbiamo fatto a Latina io sono sceso come portavoce del Veneto, non come portavoce dei presidi del Veneto, non come portavoce di una provincia del Veneto. Io sono sceso come portavoce di ciò che vedo, il che può essere un bar, può essere il mio presidio o dei presidi che comunque chiedendo mi hanno detto sì, mi va bene quello che dico.